Siamo in compagnia di Ray Flaminio, portiere dell'Hockey Trissino, vittoria 6-3 del Trissino contro la BDL Minimotor Correggio nello scontro diretto. Adesso siete secondi in classifica a pari merito con Correggio, però una ottima partita da parte vostra. Siete andati sotto nel punteggio, però dopo siete riusciti a rimontare e ad andare avanti e non avete più mollato il comando dell'incontro. Sì, noi abbiamo questa cosa che magari andiamo un po' sotto l'inizio, ma penso che ormai è come una cosa naturale. Non sarebbe tanto buono, ma noi continuiamo sempre a tenere giù il pedale dell'acceleratore, sia che siamo sotto che siamo sopra. Noi fino a che non suona l'ultimo secondo e suona il tabellone, noi continuiamo a martellare, giochiamo il nostro gioco tranquilli e alla fine abbiamo dato anche spettacolo al pubblico. Sì, sicuramente il pubblico si è divertito, anche quello che ha visto la partita da casa. Possiamo definirvi giovani terribili perché siete una formazione molto giovane, ma non vi fa paura nulla. No, noi siamo i più giovani, ma noi giochiamo indipendentemente contro chi troviamo davanti il nostro gioco e non abbiamo paura e quindi il nostro gioco noi lo portiamo sempre. Siamo al Giro di Boa, come abbiamo detto siete secondi in graduatoria alla pari della BDL Minimotor Correggio, ma siete davanti per via dello scontro diretto favorevole, siete a -3 dal Tiene. Vi aspettavate di essere in questa posizione all'inizio della stagione? Penso che non è un aspettarsi di essere in questa posizione, ma essere consapevoli di voler essere qua. Quindi noi guardiamo sempre il più in alto possibile nella classifica e quindi questa è la nostra mentalità. Ray Flaminio, come si sta trovando in questo campionato di Serie 2? Bene, mi sto divertendo, so che riesco a controllare molto bene questo gioco e ci sono partite come queste qua dove è molto bello divertirsi. In bocca al lupo a Ray Flaminio all'Hockey Trissino. Grazie mille, buona serata.